Si riapre la finestra europeo nella stagione dei bersaglieri per la seconda volta dopo il diretto nel 2015. La FMCZ Rugby Rovigo Delta affronta un club portoghese, il Centro Desportivo Universitario di Lisboa, insomma, che in italiano sarebbe il CUS Lisbona, no Antonio? Ciao, benvenuto. Ciao, buon pomeriggio, buon rugby. Adesso vediamo anche la rimessa laterale come viene giocata proprio sulla falsa riga appunto dell'organizzazione di una mischia, quindi di una spinta pallone del pacchetto. Jacques Momber che se ne va in meta, prima meta del match, Easy. quando sono passati 5 minuti. Per la conversione, parte il mediano d'apertura, sembra buona, 2 punti aggiuntivi, Rovigo 7. Per continuare il lavoro che i tecnici stanno disputando, stanno organizzando proprio come tipologia di lavoro, insomma, quindi ci aspettiamo, ecco qua, movimenti nuovi da parte del Rovigo. Inserimento di Odiete, siamo sulla linea dei 22, tarda a mettere il pallone a disposizione, eccolo, con Killon Samuele Ortiz, si entra dai 22, c'è la pulizia di PJ Parker, altra fase con Mantelli, ancora Matteo Ferro utilizzato, i centri Appleton e Marston che provano a fermare il numero 8 rosso-blu, ancora Mantelli, l'inserimento di Majstorovic, Cioffi, il sostegno esterno di Edo Lubian che dà sostegno alla corsa del Beneventano, stretta per Nico D'Amico, ancora pick and go. Difesa molto stretta da parte del Portogallo. Se muovono la palla possiamo far male. Il cross kick di qua. Mantelli per Biffi, seconda meta rosso-blu di Giacomo Biffi. Rovigo è a 6 attualmente, Heidelberg a 4 e Viadana a 1. Leo Mantelli infila l'H, offensiva del Gdul. Giovanni che stoppa l'ovale. Adesso è Appleton, scivola. Non sugli appoggi, Momberg ricacciato indietro, retrocede ancora il Lisbona, placcaggio durissimo di Denis Majstorovic su Marston, un po' in difficoltà qui, giocano, usano pochissimo il piede loro, devo che qui il piede sarebbe salutare per la loro situazione di gioco, ma il diktat è quello di giocare sempre e Rovigo placca e porta avanti l'avanzamento della propria squadra. Sì, l'unica, come dire, appunto che bisogna fare a Rovigo, che la stoppata di Edo Lubian, la meta di Edo Lubian che è difendibile. Diogo alla presa, Diogo torna, il drive del Lisbona, è ottima però la difesa rosso-blu, Brugnara si deve togliere anche D'Amico, PJ Parker uguale, riesce a mantenere una buona struttura però la squadra portoghese, c'è un vantaggio. Sì, perché è stato stappato un giocatore portoghese durante l'avanzamento, è stato preso e alzato da terra. Attenzione il Gdul, meta tecnica, è lunga, Momberg è bravissimo a tenerla. Polpastrelli d'oro per Momberg. Attenzione al largo, se la muoviamo andiamo dentro, meta di Massimo Cioffi, quarta meta al 31esimo. Più che altro togliamone ad Amico e Brugnara perché secondo insomma un po'. Edo Lubian alla percussione, ancora Rovigo, Denis Majstorovic, dietro per Leo Mantelli, Matteo Ferro, scivola Nunzio, salta Ferro, bisogna pulire. Rovigo per Mucignat, sfide fra piloni sinistri con Mussolo, non si tolgono i giocatori e la meta di Cioffi, l'introduzione di Alberto Killon, ancora il pack, ottimo brivio della squadra rosso-blu, meta tecnica. 38-7, ancora il pack a dire la propria. Foro. Cadrini Scippa al largo, Massimo Cioffi, volevate la sesta meta? Ecco la sesta meta della FMCZ Rugby Rovigo Delta. Per le squadre avversarie quando affrontano i colori rosso-blu. Arriva l'urlo dell'Acquaglio, l'Acquaglio dice sì. In due tempi
Sarà già il 10° placcaggio di Mucignat. Anche Boggiani. Boggia strappa l'ovale e mette a disposizione dei rossoblù. Vediamo cosa decide di fare. Mucignat perde la palla. Qui potrebbe finire il match. Vediamo cosa decide l'arbitro Blaine. Finisce la contesa. La FNCZ Rugby Rovigo Delta batte il Centro Desportivo Universitario di Lisbona per 45-7.